Sono state pubblicate le pagelle ai direttori generali delle aziende sanitarie del Veneto, tutti promossi perché hanno superato la soglia del 70% degli obiettivi assegnati loro dalla regione, in pratica i compiti da fare durante l'anno. Bene, verrebbe da dire, ma guardando la realtà della sanità in Veneto queste pagelle, riferite al 2022, lasciano spazio a più di qualche perplessità. Tanto per essere chiari, gli obiettivi assegnati dalla Regione alle ULS, su cui poi la Giunta, la Conferenza dei Sindaci e la Commissione Sanità esprimono i voti, sono definiti e concordati all'inizio. Quindi, visto che parliamo di pagelle e di voti, non si tratta di interrogazioni a sorpresa né tantomeno di verifiche su tutta l'attività dei direttori generali. È più una situazione simile a quando a scuola ci si offriva volontari per un'interrogazione portando un argomento a piacere e lasciando fuori gli argomenti dove si avevano difficoltà e problemi. Ma torniamo alla graduatoria sui DG del Veneto, che si traduce in soldi in più per i direttori generali delle aziende sanitarie. Nell'alto della classifica viene confermata Patrizia Benini, alla guida dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, che ottiene il 93% dei voti assegnabili. Stessa valutazione per Patrizia Simionato dell'ULS 5 e Maurizio Filippi dell'ULS 4. Dov'è il DG Carlo Bramezza dell'ULS 7? Al penultimo posto in coabitazione con Maria Giuseppina Bonavina dell'ULS 8 e Pietro Girardi dell'ULS 9 con l'89%. Un'altra cosa, la Commissione Sanità di Palazzo Ferrofini ha espresso parecchi 100%, ma non all'ULS 7. Tutti promossi, è vero, ma ci sono promozioni e promozioni e soprattutto c'è la realtà che nelle interrogazioni giornaliere, nella vita di tutti i giorni, continua a dare insufficienze alla sanità del Bassanese.